La stagione dei Master è ripartita da Olbia. Domenica 28 marzo il gruppo sportivo Fancello Cicli Terranova, in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Olbia, ha organizzato il trofeo Vini Sole. La gara prende il nome dalla manifestazione che per il 9° anno promuove i vini delle isole del mare Mediterraneo. L'abbinamento della gara ciclistica con la manifestazione è stato voluto anche dall'enologo Giuliano Lenzini per offrire degli eventi sportivi collaterali all'importante mostra allestita al Museo Archeologico di Olbia. E proprio dalla città gallurese sono partiti i 130 corridori che hanno poi attraversato le terre dei vini, Telti, Monti, Berchidda, per poi tornare a Olbia in Viale Isola Bianca. Vediamo la cronaca della prima prova di campionato sardo medio-fondo della Federciclismo. Nei primi chilometri ad andatura quasi turistica, complici 106 chilometri del percorso, il plotone soffriva di un fastidioso maestrale che soffiava contrario. Subito in fuga 2 corridori, Ivan Culiolo della Serse Coppi e Andrea Cart del Maglificio Sportivo Iolanda, seguiti dallo squadrone del gruppo sportivo Fancello Cicli, capitanato da Alessandro Fancello. Sulla discesa che porta all'abitato di Monti, il gruppo sportivo Fancello si butta all'inseguimento dei 2 fuggitivi. Dopo Monti e il tratto dello scorrimento veloce per Sassari, il vantaggio dei 2 fuggitivi inizia a scendere. Infatti a Berchidda, Culiolo e Carta vengono raggiunti e assorbiti dal gruppo. Alessandro Fancello invece, vittima di una foratura, sostituisce la ruota e riparte all'inseguimento. Supera molti ciclisti, ma il distacco dal suo gruppo è notevole. Nella salita del paese, Paolo Ruggero del gruppo sportivo Fancello Cicli, con un allungo, spiazza il resto del gruppo che si dispone in fila indiana. Nella discesa successiva, molto stretta, si portano in vantaggio Pirodda, Schirru, Salis, Ruggero e Masserì.
Nella strada di ritorno per Olbia, il vento inizia a soffiare violentemente alle spalle dei corridori. Mario Fundoni della SC Logudoro si lancia all'inseguimento dei fuggitivi, seguito da Marco Azzori e Mauro Ticca del Fornaio Azzori. Dalle retrovie arrivano Magia e Muretti. Fundoni si accoda e vanno via. Il gruppo rallenta e perde terreno. In testa, Schirru non riesce a tenere il passo e prosegue insieme a Fundoni con cambi irregolari. Ai piedi della salita per Telti evadono dal gruppo Stefano Zanda, Suergiu e Ticca. La stretta stradina che aggira Telti e porta a Calangianus era molto dura, tutta strappi, corti ma impegnativi, col vento in faccia. Terminata la stradina, si imbocca la statale per Calangianus e arriva come una furia Simona e Tola. I fuggitivi sono ora più vicini. Tola allunga e si stacca dal gruppo.